nazionali e europei che arrivano, dove si inceppano. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, è stato ospite stamani del programma Rai 1 Mattina. Il tema della puntata è stata la riscossa del Sud. Con l'onorevole Firetto sono stati presenti in trasmissione il sindaco di Potenza Dario De Luca e il governatore della regione Puglia Michele Emiliano. Il dibattito scaturisce sull'onda delle affermazioni che il leader del governo Matteo Renzi in questi giorni ha enunciato per un rilancio del Sud, mentre era in visita di Stato in Giappone. Tra le misure proposte riavviare gli appalti e puntare sui fondi europei per il suo rilancio e tradurre il gran potenziale avuto in sviluppo, una nuova consapevolezza e credere nelle proprie possibilità, guardando ai nuovi viaggiati della stessa Agrigento, come dichiara appunto l'onorevole Firetto. Ci vuole una nuova consapevolezza delle classi dirigenti meridionali e questo è il primo dato. Ci vuole guardarsi dentro alle proprie possibilità e non attendere ciò che è accaduto negli anni 50, cioè uno sviluppo indotto attraverso la grande industria che arrivava in un territorio decontestualizzata, lasciandola poi più povera di prima, cosa che dalle nostre parti è accaduto, e sono ferite che si sono rimarginate da qualche quinquennio, quindi da poco. Dopodiché credere nelle proprie possibilità, ed è quello che sta accadendo in alcune realtà del sud, penso a Matera, è giusto che abbiamo in linea Emiliano, ma penso anche ai nuovi vagiti della stessa Agrigento che comincia a guardare al suo immenso patrimonio archeologico e paesaggistico, 1300 ettari, con un occhio diverso, con nuove possibilità di fruizione. Un dato che va rilevato e che è in controtendenza, secondo me incoraggiante, è la nascita di tante start-up innovative nel territorio, per esempio agrigentino, la nascita di tanti B&B che popolano un centro storico che fino a ieri era desertificato e lasciato cadere a pezzi. Ecco, questi sono dei dati che certamente sono incoraggianti e sono in controtendenza rispetto ai dati della Svimez. Michele Emiliano nel corso della trasmissione ha anche ricordato la sua esperienza di magistrato ad Agrigento nel periodo dell'uccisione del magistrato Livatino. Lì ho vissuto cose bellissime e durissime come la morte di Rosario Livatino, che ovviamente per me è stato un maestro di vita. Ecco, voglio dire, come al sud ci sono cose negative e persone negative, ci sono anche storie straordinarie che non possono essere frustrate dal luogo comune che ci sia un'antropologia del mezzogiorno che porta necessariamente alla disfatta. Si è anche discusso sulle opere pubbliche da far ripartire, che a detta del sindaco di Agrigento la macchina si inceppa sui lavori pubblici, che tra ricorsi e imprevisti un'opera appaltata inizia dopo almeno 5 anni. La macchina si inceppa, come dice la stessa Svimez, proprio nel settore dei lavori pubblici in particolare, dove ci sono tutta una serie di vincoli cui faceva cenno lo stesso Emiliano, ma io ne aggiungerei qualchedun altro, cioè sono risorse che vanno a bando. Quindi i competitori sono pubbliche amministrazioni, sono comuni che competono tra di loro, dopodiché partono i ricorsi alla giustizia amministrativa con i tempi della giustizia amministrativa, dopodiché si appalta, già saranno passati 2-3 anni, una volta appaltati attraverso un sistema di gara d'appalto che andrebbe in qualche misura diciamo corretto, si parte con la seconda fase dei ricorsi, che sono le ditte che competono per quell'appalto, per cui una spesa programmata 5 anni prima potrà vedere la luce, se va bene, con il primo mattone dopo 5 anni.
Dopodiché ci sono, secondo me, anche ritardi di tipo infrastrutturali che non sono l'antico piagnisteo, ma sono un dato reale. Cioè, se noi non investiamo in maniera forte sulla portualità, se non investiamo, un dato velocissimo e chiudo, sulle ferrovie, il sistema pubblico, io gioisco quando vedo che da Roma a Milano dagli anni 80 ci si metteva un certo tempo, oggi ci si mette la metà. Però se le dovessi dire quanto ci si mette da Agrigento per arrivare alla punta dello Stivale, negli anni 80, nel 75 ci si metteva 7 ore. Ecco, però se lei mi chiede oggi quanto ci si mette, le numeri. dico si ci mette ancora 7 ore, con un'involuzione, perché prima lei non cambiava carrozza a Messina, adesso deve scendere dalla carrozza e riprenderla a San Giovanni Genio. Allora, sicuramente andiamo un attimo ai numeri e vengo a lei per l'appunto, Rinaldi.